sul Ponte Lago Scuro dove ci saranno delle chiuse, giusto Antonella? Una chiusa. La famosa chiusa di Ponte Lago Scuro che ci permette di superare i dislivelli idrici fra il Po grande, sì, che è a scorrimento libero, e invece i canali interni che sono regolati da questo bonifica, il livello è Quindi noi regolato. siamo più in alto rispetto. Oggi noi siamo più in alto, questo è un periodo in cui il Po grande è in secca, certo, non è piovuto tanto e i canali interni, i Boicelli e il Po di Volano vengono utilizzati